Codrongianos per vincere e avvicinarsi al traguardo del salto di categoria, e questo è l'obiettivo della Nuorese nella sfida che domani la vedrà opposta alla quarta forza del campionato. In questa intervista il portiere verde-azzurro Daniele Corsi, uno dei protagonisti di questa entusiasmante stagione, presenta la gara contro i giallorossi sassaresi. Domani riprende il campionato, siete impegnati a Codrongianos, una gara complicata, però voi avete le capacità per poter far bene. Sì, diciamo che tutte sono complicate fino alla fine, soprattutto adesso verso la fine dove tutti quanti vogliono batterci e quindi per noi sono tutte complicate e sappiamo che dobbiamo scendere più determinati per chiudere il campionato il più presto possibile. Avrete due scontri importanti, dopo Codrongianos c'è il Valle d'Oria, per ora l'unica vostra antagonista. Sì, abbiamo queste sono diciamo, le più fondamentali del campionato. Ora domenica abbiamo questa qui, prima l'affrontiamo una per volta, prima il Codrongianos e poi pensiamo al Valle d'Oria. Quindi in queste due partite diciamo che speriamo di chiudere la pratica quasi eccellenza e poi vedremo le altre 7 partite cosa succederà. Voi siete arrivati in testa alla classifica a suon di record, 14 vittorie consecutive che vi hanno catapultato in testa alla classifica. Il gruppo è cresciuto nel tempo e ora vi apprestate a quest'ultima fase di campionato per chiudere i conti. Sì, il gruppo si è fatto piano piano anche perché la squadra è stata fatta piano piano, quindi se all'inizio abbiamo avuto un po' di problemi di spogliatoio, giustamente dovevamo conoscerci tutti quanti e dovevamo fare, adesso abbiamo trovato il gruppo che è unito e ci ha portato a fare questi risultati utili e a trovarci in vetta alla classifica. Quello che ho sempre detto e ripetuto, la forza della Nuorese ora come ora è il gruppo, che si è formato un gruppo eccezionale di ragazzi stupendi sotto tutti i punti di vista.